Lo scorso 25 giugno, presso l'Aula Consiliare di Castellammare del Golfo, ho partecipato alla presentazione del volume di poesie siciliane dal titolo Ciuri di Mennola, del poeta Mario Maimone. Ci vediamo dopo la sigla. Maimone è un autore interessante, degno prosecutore della tradizione letteraria castellammarese nel campo della poesia in lingua siciliana. Originario di Calatafimi, ma trapiantato a Castellammare del Golfo da tantissimi anni. Nella prefazione ha scritto di lui la dottoressa Rosaria Vitale. Il viaggio è stato piacevole, accompagnato da chiare immagini, invaso da sentimenti vissuti e da tradizioni mai dimenticate. I suoi versi emanano una religiosità e una fede schietta e pulita. Alla fine ti rendi conto che il ritmo che fa vibrare le corde dell'anima inizia nella prima e non si placa nell'ultima poesia. Il poeta Maimone scrive infatti delle bellissime poesie, secondo il canone tradizionale, dimostrando di possedere un'ottima conoscenza della metrica e della rima. Poesie che in questo volume Ciuri di Mennola presenta con un impianto ortografico eccellente che ne facilita la lettura soprattutto per chi non è avvezzo al siciliano. Ha scritto di lui Giuseppe Gerbino nella postufazione che correda il volume. La sua è una poesia dal sapore tradizionale, è certamente un testimone del suo tempo, ma dai contenuti attuali, eterni. I temi affrontati sono tanti e diversi: gli affetti familiari, l'amore, il sociale, l'attaccamento alla sua terra e la religione, da cui traspare la sua profonda fede in Dio. Si potrebbe definire un pittore del verso. Questa che vi leggo è la poesia che ho scelto per voi, è contenuta in questo libro Ciuri di Mennola e che bene risalta la qualità della produzione poetica di Mario Maimone. Prende il titolo Stidda, tra le stidde. Dove vanno le stidde quando è giorna? Perché alla luce non ci vanno stare? Dalla mia mente sta domanda torna di quando è unico e a domandare perché una stidda in cielo non si vede quando è che la mattina mi arrospiglio. Mia madre mi accarezza e poi mi ride, mi piglia in braccia e poi mi dice: figlio, le stelle stanno sempre donde sono, se tu che non ne vedi lo splendore. Sono angeli mannati in questo mondo per fare l'uscio dalle notti scure. Sono l'armicette delle nostre morte che stanno in cielo a dare nei consigli per dare forza dalla mala sorte su come madre e padre per le figlie. Passato lo tempo e non c'è più mia madre che vasa e mi accarezza le capette, ma spero che da luce in mezzo all'ate fosse mia madre, stidda tra le stelle. Per chi fosse interessato ad avere questo volume può acquistarlo direttamente su Amazon, digitando dal motore di ricerca della piattaforma Ciuri di Mennola Mario Maimone, oppure contattando direttamente l'autore che è presente sui social. Vi ringrazio per la gentile attenzione, buona lettura e mi raccomando, leggete la poesia, basta una poesia alla sera prima di coricarvi.